Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, ci siamo, Conte al Napoli e in queste ore è uscito l'aggiornamento, gli aggiornamenti quelli importanti, però il tasto like e il commento mi raccomando, perché voglio sapere la vostra, di quello che ne pensate voi, soprattutto voi. Allora, intanto buon 1° maggio, anche se qui in Toscana piove, c'è un tempo di merda. Beh, tralasciando questo. Allora, signori, Conte Napoli, ci siamo. Addirittura già si parla di casa presa a Napoli da Antonio Conte. Signori, Conte al Napoli oramai è fatta. Conte sta per arrivare a Napoli. Sta già prendendo casa, come l'aveva presa Cavani, Benitez, Veretù, Mauro Icardi. Poi ce ne sono stati tanti altri nella storia. Quel treno come James Rodriguez, chi si ricorda. Ragazzi, sinceramente, ultimamente sto sentendo veramente tante cose. Addirittura si parla di Conte. L'amico mio che affitta le case ha detto che Antonio Conte... Cioè, ragazzi, ma... Io e questo il livello del giornalismo napoletano, diciamoci la verità, è questo. Addirittura andiamo a prendere degli pseudo amici presi di qua, di là, va a sapere chi sono questi, e poi ci fanno gli articoli, fanno uscire gli articoloni sul giornale perché devono vendere, no, naturalmente, perché tu naturalmente se clicchi allora rientrano i soldi, perché più gente clicca e più soldi uno prende, no? Allora, quello che a me preoccupa davvero, ragazzi, è che questi stanno facendo degli articoli da non so quanto tempo che parlano veramente di Conte al Napoli, è già fatto, ha firmato. Io l'ho detto, ragazzi, affirmato, e domanda, affirmato, sta arrivando, ecco, perché poi dovete pure capire quello. E ecco, quando sento dire, Conte già sta prendendo casa a Napoli, e Conte di qua, e Conte di là, ragazzi, per me sono tutte stronzate, scusatemi il linguaggio, ma... Come fai a dire Conte sta venendo a Napoli perché ha preso casa a Napoli? Chi l'ha presa casa a Napoli? Chi te l'ha detto che ha preso casa a Napoli? Il tuo amico immobiliare? Sai quando Antonio Conte ci sono in circolazione? Cioè, ragazzi, cose assurde. Cose veramente assurde. Ecco, mi vorrei allacciare un attimo perché poi siamo rimasti tutti scottati, no? Molti rimasero scottati. Cavani all'hotel Vesuvio ai tempi di un possibile ritorno. Già me l'hanno detto, Cavani è lì, sta aspettando solo De Laurentiis per la firma del contratto. Ci siamo pronti, il ritorno di Cavani a Napoli. Cioè, ragazzi, poi c'era Albino che quando cacciò la storia di James Rodriguez, vi supplico, basta, perché quella fu una cosa scandalosa di James Rodriguez. Io ho parlato col presidente, siamo agli accordi. Ma dove? Comunque, veniamo alle cose più concrete, alle cose dove c'è ciccia. Allora, stanno uscendo tantissimi aggiornamenti di calciomercato quest'oggi. Addirittura nel giorno dei lavoratori, sarebbe da fare un video a parte per il giorno dei lavoratori, che lasciamo stare. Allora, il Napoli è interessato a Kevin Denke del Circle Bruges su classe 2000, però ci sono Tottenham, Borussia Dortmund e Bayern Leverkusen. Questo lo dice Foot Mercato, una fonte francese. È molto interessante perché sul gruppo Telegram un ragazzo lo disse 3 mesi fa: ma perché il Napoli non si inserisce per Denke? Poi Denke, non so come si dice, ragazzi, scusatemi, sapete io l'italiano, le pronunce straniere, figuriamoci, già a fatica parla italiano. E ragazzi, oggi quando è uscito l'aggiornamento in molti l'hanno scritto, però avete visto, ve lo stavo dicendo tanto tempo fa, nessuno mi credeva e ora è uscita la notizia e tutti quanti ne state parlando. Poi è arrivato, sapete che c'è stato un interessamento per Brescianini del Frosinone. Napoli, Atalanta e Bologna stanno monitorando il centrocampista del Frosinone. Il Milan ha il 50% sulla cessione del giocatore, quindi se tu te lo vai a prendere il Milan ci guadagna. E da lì può fare anche calciomercato, rendiamoci conto, questa è la fonte Nicolò Scira, quindi fonte autorevole di calciomercato. E ecco, io Brescianini, ragazzi, ma con tutto il rispetto che posso avere per questo giocatore, per tutto il rispetto che posso avere per questo calciatore, ma ragazzi, non è da Napoli, diciamoci la verità. Poi è uscita la notizia che il Napoli a fine stagione
Demme lascerà il Napoli, ma questo già lo sapevamo, però lo lascerà da svincolato, e anche questo lo sapevamo che è stato messo fuori rosa. Demme, ecco, l'unica cosa che potrei rimproverare a questa dirigenza di De Laurentiis, ragazzi, è che un giocatore come Demme ti faceva comodo, comodissimo in questo periodo storico del Napoli. Ti avrebbe fatto veramente comodo un Demme in panchina, perché Demme quando ha giocato ha fatto vedere come si gioca a pallone, poi diciamoci la verità. E poi è arrivata tutto mercato web, questa è una notizia fresca delle 14:42, quindi quasi di un'oretta fa, scaduto l'opzione di rinnovo per Meluso, via libera per l'arrivo di Manna a Napoli. Quindi è ufficiale, Meluso non sarà più il DS del Napoli nella prossima stagione, ma sarà Manna. Quindi questa è, perché sapete il Napoli aveva l'opzione di rinnovo per Meluso, ecco, De Laurentiis almeno una cosa giusta in questa stagione l'ha fatta, andando a fermare Manna e prenderlo per la prossima stagione. Ecco, io ripartirei da questo DS, rifarei la squadra. In molti già stanno dicendo, se non viene questo, si è aperto il toto allenatore su tutte le panchine della Serie A, ragazzi, non solo su quella del Napoli, sulla Juventus, perché Allegri potrebbe clamorosamente rimanere alla Juventus. C'è Thiago Motta, ci sono tanti allenatori interessati alla panchina della Juventus. Addirittura si parla di Vincenzo Italiano al Torino. Rendiamoci conto, ragazzi, Vincenzo Italiano che era stato uno dei candidati al Napoli, si parla di un italiano a Torino. Quindi ci sono tante cose da vedere, ragazzi, quindi occhio a tutte le panchine. Il Milan addirittura si parlava di Lopetegui, addirittura i tifosi sono insorti con il Lopetegui out, con l'hashtag Lopetegui out. Ragazzi, una domanda: se siete arrivati fino a questo punto del video, facciamo una cosa, hashtag Neapolis in tendenza, usate questo. Se siete arrivati a 6 minuti e 50, voglio l'hashtag Neapolis in tendenza, così vediamo in quanti ci arrivano a vedere questa parte di video. Allora, tralasciando questo, il Milan voleva prendere Lopetegui, ma i tifosi del Milan si sono rivoltati contro la società e la società le state ascoltare, quindi Lopetegui non dovrebbe andare al Milan. Occhio, perché il Milan si è inserito anche lui per Thiago Motta, quindi c'è concorrenza Juve-Milan in questo caso, perché Xavi clamorosamente rimarrà al Barcellona la prossima stagione, anche se aveva dichiarato andrò via dal Barcellona perché la società di qua, e poi zitto zitto ci è rimasto anche il prossimo anno Xavi al Barcellona. Sono molto curioso ragazzi di vedere come si muoveranno le panchine in queste ultime 4 giornate, perché io non escludo la conferma di Allegri, e occhio anche a Pioli, perché molti Pioli va via, giusto a vedere che non trovano un accordo con nessun allenatore all'altezza e riconfermano Pioli. Il Napoli lo sappiamo che è forte sia su Gasperini, su Italiano, su Conte, però ragazzi, ve l'ho detto a inizio video, Conte già sta a Napoli, ha già preso casa a Napoli, a Posillipo, quindi di che stiamo parlando? Già l'hanno vista affacciata al balcone, Marino, quante stronzate che scrivete su internet. Comunque, detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque forza Napoli. Ciao.